Eder. Mech. Pallister. Ecco alcune possibilità legate alla segreteria telefonica nel caso in cui compare il 32 in un tabulato Wind. 1. Chiamata a un numero occupato o non raggiungibile. Se il destinatario della chiamata è occupato o non raggiungibile, la chiamata potrebbe essere trasferita automaticamente alla segreteria telefonica. 2. Chiamata al di fuori dell'orario di disponibilità. Se il destinatario ha impostato un orario di disponibilità specifico, le chiamate al di fuori di questo orario potrebbero essere trasferite alla segreteria. 3. Impostazioni personali dell'utente. L'utente potrebbe aver configurato il proprio telefono per trasferire automaticamente le chiamate alla segreteria telefonica in determinate situazioni, come quando è in riunione o non vuole essere disturbato. 4. Segreteria attivata manualmente. L'utente potrebbe aver attivato manualmente la segreteria telefonica, ad esempio quando sa di non poter rispondere alle chiamate per un certo periodo di tempo. 5. Numero non disponibile. Se il numero del destinatario è temporaneamente non disponibile, le chiamate potrebbero essere trasferite alla segreteria. 6. Chiamate perse. Se una chiamata non viene risposta entro un certo numero di squilli, potrebbe essere trasferita alla segreteria telefonica. In sintesi, le chiamate che sono state trasferite al numero +39 33 92 XXX 877, che sembra essere un numero di segreteria telefonica di Wind, possono essere dovuti a varie ragioni legate alla disponibilità e alle impostazioni del destinatario della chiamata. Infatti il prefisso 32 davanti al numero del destinatario potrebbe indicare diversi scenari, a seconda del contesto del sistema o del servizio utilizzato. Ecco alcune possibili spiegazioni. 1. Codice di trasferimento di chiamata. In alcuni sistemi telefonici, il prefisso potrebbe essere un codice speciale che indica una chiamata trasferita. Ad esempio, 32 potrebbe essere utilizzato per segnalare che la chiamata è stata indirizzata verso un numero specifico, come una segreteria telefonica. 2. Prefisso del servizio di segreteria telefonica. Potrebbe trattarsi di un prefisso specifico utilizzato dal fornitore di servizi per identificare le chiamate che sono state indirizzate alla segreteria telefonica. Questo potrebbe aiutare a distinguere le chiamate normali dalle chiamate trasferite alla segreteria. 3. Configurazione del centralino telefonico. In alcuni centralini telefonici aziendali, i numeri di telefono possono essere preceduti da codici specifici per indicare diverse azioni o stati delle chiamate, come trasferimenti, inoltre o chiamate in uscita attraverso linee specifiche. 4. Codice di stato della chiamata. Potrebbe essere un codice di stato aggiunto automaticamente dal sistema per indicare che la chiamata ha subito una certa azione, come essere trasferita o inoltrata. Il prefisso 32 davanti al numero del destinatario molto probabilmente appare automaticamente e non è composto manualmente dal chiamante. Ecco alcune ragioni per cui può succedere. 1. Sistema telefonico o operatore. Il sistema telefonico o l'operatore di rete potrebbe aggiungere automaticamente il prefisso 32 per indicare che la chiamata è stata trasferita o indirizzata alla segreteria telefonica. 2. Codice di trasferimento. Alcuni operatori telefonici utilizzano codici specifici per gestire le chiamate trasferite. Il 32 potrebbe essere un codice che il sistema aggiunge per segnalare che la chiamata è stata trasferita alla segreteria o a un altro numero. 3. Configurazione del centralino. Nei sistemi di centralino telefonico aziendali, possono essere utilizzati codici prefissati per gestire le chiamate in entrata e in uscita. Il 32 potrebbe essere un codice configurato nel centralino per indicare che la chiamata è stata inoltrata o trasferita. 4. Impostazioni della segreteria telefonica. In alcuni casi, quando una chiamata viene reindirizzata alla segreteria telefonica, l'operatore telefonico potrebbe aggiungere automaticamente un prefisso per identificare queste chiamate in modo univoco. In sintesi, il prefisso 32 viene probabilmente aggiunto automaticamente dal sistema telefonico o dall'operatore per indicare che la chiamata è stata trasferita o inoltrata, e non è composto manualmente dal chiamante. È anche corretto affermare che in Italia, Wind utilizza il prefisso 32 per permettere ai chiamanti di accedere direttamente alla segreteria telefonica del destinatario senza far squillare il telefono. Questo prefisso viene chiamato codice di accesso diretto alla segreteria telefonica. Come funziona il prefisso 32? 1. Accesso diretto alla segreteria. Quando una persona desidera lasciare un messaggio direttamente nella segreteria telefonica del destinatario senza far squillare il telefono,
può comporre 32 seguito dal numero di telefono del destinatario. Ad esempio, per accedere direttamente alla segreteria del numero più 393 39 xxx 8877, il chiamante dovrebbe comporre 32 più 39339 xxx 8877. 2. Trasferimento automatico alla segreteria. In alcuni casi, il prefisso 32 può essere aggiunto automaticamente dal sistema telefonico quando una chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica. Ad esempio, se il destinatario è occupato, non risponde o ha il telefono spento. Come distinguere tra prefisso manuale e automatico? Prefisso manuale. Composizione diretta. Quando il chiamante compone manualmente 32 seguito dal numero del destinatario, l'intenzione è quella di accedere direttamente alla segreteria telefonica. Questo è fatto deliberatamente dal chiamante. Registro delle chiamate. Nel registro delle chiamate del telefono del chiamante, dovrebbe essere visibile che il numero è stato composto con il prefisso 32 seguito dal numero del destinatario. Prefisso automatico. Sistema telefonico. Se il prefisso 32 appare automaticamente, è aggiunto dal sistema telefonico dell'operatore, non dal chiamante. Questo può succedere quando la chiamata è trasferita alla segreteria per vari motivi come telefono occupato, spento o fuori copertura. Registro delle chiamate. Nel registro delle chiamate del destinatario o nelle registrazioni di chiamate aziendali, il prefisso 32 potrebbe apparire per indicare che la chiamata è stata trasferita automaticamente alla segreteria. Esempio pratico. Manuale. Un chiamante compone 32 più 3933 xxx 88877 direttamente per accedere alla segreteria. Automatico. Un chiamante compone solo 39339 xxx 8877, ma il telefono del destinatario è occupato. Il sistema telefonico aggiunge automaticamente il prefisso 32 e trasferisce la chiamata alla segreteria. Come riconoscere? Chiamante, se vedi che hai il composto 32 seguito dal numero, sai che è stato fatto manualmente. Destinatario, se ricevi notifiche o vedi nel registro chiamate che il 32 appare di fronte al numero del chiamante senza che tu abbia impostato nulla, allora è aggiunto automaticamente dal sistema. In sintesi, il prefisso 32 può essere aggiunto sia manualmente dal chiamante per accedere direttamente alla segreteria, sia automaticamente dal sistema telefonico per trasferire la chiamata alla segreteria in caso di indisponibilità del destinatario. Verificare il registro delle chiamate può aiutare a capire se il prefisso è stato aggiunto manualmente o automaticamente. Se ci sono i requisiti sopra indicati è stato aggiunto automaticamente, in caso contrario no, ma la presenza nei tabulati che seguono dimostra la reiterazione di utilizzo. Ciò porta a pensare ad una apparizione automatica, anche se nel caso specifico indicato ieri la rapidità dell'attivazione è sospetta. Ma può essersi trattato di un errore di rete che ha attivato anzitempo la segreteria. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.